Ecco, buongiorno a tutti, buongiorno da tutto il gruppo, composto da 13 straordinari consiglieri del Partito Democratico con cui si sta lavorando alacremente sui temi che vedono il Veneto, lo diceva bene adesso Federico Ginato, un Veneto che si è scoperto fragile non solo per ciò che è accaduto recentemente in vaste aree di questa regione, un Veneto che si sta scoprendo sgovernato, non governato e fragile su tantissime questioni che lo vedono oggi purtroppo in qualche caso penultimo in Italia, in qualche caso lontano da quei necessari progetti della politica che doveva in questi anni pianificare e programmare, mettere insieme degli obiettivi chiari, darsi delle priorità, lavorare con onestà e trasparenza, con criteri condivisi, con quella partecipazione democratica alla quale noi, il Partito Democratico, annettiamo così tanta importanza. Non è un caso ciò che è accaduto alla fine di ottobre nel nostro Veneto, lo stiamo progressivamente verificando in relazione anche ad analisi di tipo tecnico, a questioni che stanno uscendo e che evidenziano come le analisi fatte a suo tempo, pensate ancora subito dopo l'alluvione del 66, negli anni 70, siano state riposti nei cassetti senza dare corso alcuno alle indicazioni chiare che pure erano contenute. È un'esemplificazione, quella del Veneto alluvionato che frana, che ci deve far riflettere. Io credo che anche da questi elementi atmosferici certamente rilevanti, non così eccezionali o straordinari come hanno voluto dipingerli per togliere da loro il calice amaro della colpa, della responsabilità politica, ma certamente questi eventi devono far riflettere la politica del Veneto e ricondurla a una indispensabile nuova stagione di governo del territorio, nelle modalità con le quali noi vorremmo condurla con la nostra opposizione. Noi non siamo evidentemente governo del Veneto, però in qualità di opposizione abbiamo due compiti e li stiamo facendo, io credo discretamente, a partire dalle denunce che stiamo facendo in relazione a fatti quali quelli della crisi economica che ha visto questo Veneto arretrare pesantemente colpito, arrancare, privo oltretutto di quelle opportunità, di quelle strutture, infrastrutture materiali e immateriali che potevano essere utili, indispensabili in alcuni casi per mantenersi capace e concorrenziale. Dall'altra di politiche fiscali e di lavoro, come dire, che possano dare prospettiva e con ciò l'unione profonda, forte con le università, con i centri di ricerca, per mettere in moto quei principi che appunto si chiamano innovazione e capacità di sviluppo che il Veneto tante volte proclama ma scarsamente persegue. Noi abbiamo nel corso di questi mesi voluto evidenziare con la nostra opposizione le lacune che la politica in questo quindicennio di governo scadente del Veneto sta mettendo in evidenza, perché lo sa anche il nostro Presidente di Regione che non è più sufficiente semplicemente prodursi in slogan dopo che si è vinto con quella straordinaria maggioranza, ma che è inevitabile e indispensabile invece riuscire a iniziare a dare delle risposte. E come farlo quando si accettano i diktat di Milano nella figura di Bossi, il quale ai due presidenti di regione ha dato come indicazione la necessità di chinare il capo supinamente alle richieste pesanti, inadeguate, inaudite di Tremonti per la finanza nazionale. Quei 360 milioni di euro che abbiamo regalato a giugno, siamo andati a richiederli con il cappello in mano per 300 milioni, una quota parte soltanto per l'emergenza Veneto, però il nostro bilancio oggi è lacrime e sangue, meno 50% in capitoli fondamentali, quali il sociale, quali l'ambiente, quali le infrastrutture. Eppure questo è stato accettato supinamente, secondo una regola non scritta per cui le istituzioni non sono più oggi una garanzia, un deterrente alla
contiguità esclusiva con l'appartenenza politica. Noi abbiamo purtroppo il più grave handicap in questa regione nel fatto che il suo Presidente e larga parte della sua Giunta e della sua maggioranza risponde a logiche che non sono quelle territoriali, non sono quelle obiettive, risponde a logiche che hanno a che fare solo con un fazzoletto verde e un foulard verde, e quindi a un principio di appartenenza alla quale si sottomette tutto, anche ciò che risulta evidentemente dannoso per la popolazione. Ora, la denuncia è passata attraverso la denuncia del buco della sanità pubblica. Voi sapete le manifestazioni che abbiamo fatto e quelle che continueremo a fare per rendere evidente la nostra volontà di ottimizzare certamente i costi, ma di mettere in rilievo come questo Veneto non intenda assolutamente diminuire la sua capacità di risposta alle fasce più deboli e più esposte. Lo abbiamo fatto con l'unico consiglio straordinario sul lavoro e sulla crisi, sul lavoro dei giovani che non c'è in questa regione, che continuano a migrare, ad andarsene all'estero, esattamente come avveniva alla fine del dopoguerra per i nostri nonni e i nostri padri. Come se qui non vi fosse garanzia di meritocrazia, elementi questi di fondamentale importanza per riuscire a ristabilire un criterio che è quello dell'ascensore sociale che in questo Paese sembra essere cancellato e nel Veneto non da meno rispetto al resto del Paese, anzi. Dall'altra, io credo che il nostro sia anche un partito di proposta. Il Partito Democratico lo è per natura, democratico, lo è per la forza, e che voi ne siete l'esempio vivente, insomma, che ha nel territorio. Nessun partito ha la forza che abbiamo noi. Prima diceva giustamente Federico Ginato come vincere la lontananza tra la popolazione, la gente e i partiti. La risposta è contenuta nella domanda, avvicinandoli. Mi piace ricordare una frase di Mao che diceva che i politici devono stare tra la gente come i pesci nell'acqua. Noi abbiamo un doppio mandato, non solo quello per noi istituzionale nel caso dei sindaci, degli assessori, del Presidente di provincia, di tutte le realtà che abbiamo e governiamo in questo Veneto. Abbiamo un mandato politico che è quello che cerchiamo di svolgere umilmente ma coscientemente e sempre responsabilmente nei luoghi, province, regioni, comuni dove siamo all'opposizione. Abbiamo anche il mandato di farci tramite, di rendere chiaro la nostra proposta politica alle persone che stanno attendendo un cambiamento autentico in questa regione, in questo Paese. E io credo che la migliore delle iniziative possa e debba sempre essere quella di una dirigenza che è vicina, insieme, si mescola esattamente alla militanza, è e diventa ogni giorno militanza, perché questo è l'elemento che ci porta a diventare davvero sensori del nostro territorio, capaci di riuscire a svolgere le politiche che servono, perché sono quelle che ci vengono richieste dalle persone che condividono la nostra idea politica, la nostra idea di regione e di paese, e nel contempo ridimensionare questa politica così lontana, farla rientrare nei ranghi, farla ridiventare ciò che deve essere, uno strumento per far vivere meglio la gente nel benessere e nella capacità di guardare avanti con fiducia a un futuro così incerto. Grazie a tutti e buon lavoro.